Buonasera dal TG1. Fin dal XVIII secolo l'economia sommatinese, oltre che dall'agricoltura e dalla pastorizia, era sostenuta dalle miniere di zolfo che sfruttavano i giacimenti sparsi nel suo sottosuolo. La storia di Sommatino è strettamente legata all'attività mineraria e si può rileggerla visitando gli impianti ormai abbandonati. Il lavoro nelle miniere assicurava alle famiglie dei minatori l'indispensabile e rappresentava la sicurezza della paga, ma anche lo sfruttamento di tanti giovani. Nel corso della travagliata storia delle miniere si verificarono numerosi incidenti, di cui alcuni si rivelarono veramente disastrosi. Nel 1883, all'interno della miniera Grande, si verificò un'esplosione che mieté numerose vittime, tra cui furono parecchi sommatinesi. Dopo la chiusura delle miniere, l'agricoltura tornò ad essere il solo sostegno dell'economia del paese. Nel suo territorio si producono cereali, olive, agrumi, frutta, legumi e ortaggi. È presente anche l'allevamento zootecnico con prevalenza di ovini. Negli ultimi tempi si va rafforzando anche l'artigianato e la piccola industria. Tra le feste religiose che costituiscono motivo di incontro per la popolazione, vogliamo ricordare la festa di San Giuseppe il 19 marzo, i riti della Settimana Santa e la festa patronale di Santa Barbara il 4 dicembre. Di Sommatino ora ne sappiamo di più, l'abbiamo inquadrato meglio questa città, ma andiamo ad incontrare la città. Ed è così che ci accoglie la città di Sommatino e iniziamo subito conoscendo il primo cittadino che è il sindaco, il dottor Lorenzo Tricoli. Caro sindaco, eccoci qua a Sommatino. Benvenuti a Sommatino, città delle zolfare, questo centro minerario della provincia di Caltanissetta al confine con la provincia di Agrigento. Spero tanto che la nostra cittadina possa essere in maniera più che degna rappresentata in questa attività promozionale che ci vede protagonisti questa mattina. Io passo a presentare le figure istituzionali e i miei più stretti collaboratori, partendo dall'assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica Amedeo Roccaro, il consigliere comunale Lorenzo Licata, il responsabile alle relazioni internazionali Giuseppe Tricoli, la vicepresidente del Consiglio Comunale Katia Di Cristina, il presidente del Consiglio Comunale Calogero Cellauro, l'assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Veneziano, il consigliere comunale nonché capogruppo di maggioranza Croce Renna, il consigliere comunale Giuseppe Schembri e, ultimo e non per ultimo, il nostro carissimo vice sindaco Giuseppe Arenci. Ci ha così presentato la città con questa bella rappresentanza il sindaco dottor Lorenzo Tricoli, ma io vorrei approfittare per ringraziare anche il corpo bandistico che ci ha accolto con tanta festa, l'associazione musicale Santa Cecilia di Sommatino, che è diretta dal maestro Franco Lodato, e il capobanda è Antonio Renna, che così sapientemente ha diretto. Bene, entriamo un po' nel vivo nel conoscere questa città. Abbiamo visto questa bella scheda all'inizio, è il momento di parlare di che cosa? Parlare di quello che ha, che cosa produce, che cosa c'è a Sommatino, perché vorremmo
conoscerla un po' meglio. Bene, ma ci sono questi personaggi istituzionali che fanno parte di Sicilia Bella. È giunto il momento di conoscere il maresciallo dei Carabinieri. Il maresciallo di Sommatino, veniamo a trovarlo direttamente nella caserma, questa bella caserma di Sommatino. Niccolò Zuccalà. Maresciallo, lei comanda questa stazione da quanto tempo? Da 4 anni. Da 4 anni. E proviene da dove? Comandavo una stazione in provincia di Genova per 9 anni, dove sono rimasto prima di giungere qua in Sicilia. Ecco, lei invece è originario da dove? Originario di Mazzarino. Mazzarino, quindi qui vicino, in zona. E lei è sposato, ha figli, è scapolo? No, sono sposato, ho 2 bambini e vivo con la famiglia qui a Sommatino. Ecco, Sommatino, questa ridente cittadina del Nisseno, sotto il profilo dell'ordine pubblico, com'è? Ma oggi abbiamo una situazione che possiamo dire tranquilla. Negli anni 90 vi fu una, praticamente si ebbe una guerra di mafia, e poi successivamente con operazioni di polizia fu praticamente sgominato questo sodalizio criminoso. Oggi possiamo dire che Sommatino attraversa un periodo di tranquillità. C'è una particolarità che riguarda i carabinieri di Sommatino. Infatti i carabinieri di Sommatino, sappiamo che Sommatino, questa città famosa per le miniere di zolfo eccetera, dove si spostava gran parte della popolazione, ma anche i carabinieri, e per essere vicini alla popolazione, avevano una stazione direttamente alla miniera. Lei ha memoria di questo fatto? Io ho letto qualcosa in merito e le posso dire che esisteva una nostra stazione carabinieri proprio lì dove oggi vediamo la miniera. Ecco, resti di questa miniera che noi siamo andati a visitare, lo abbiamo fatto appunto con il vice sindaco. Vediamo questo incontro. Qua siamo nel cuore della miniera Trabbieta-Allarita. Alle mie spalle c'è il castelletto del pozzo Vittorio Vitello, che è l'ultima opera, l'ultimo castelletto che è stato costruito prima che la miniera fosse completamente dismessa. Quello che si vede è già impressionante di per sé, cioè qua siamo in una grossa area esterna, una grossa area mineraria esterna, però nel sottosuolo si estendeva una miniera di proporzioni enormi. Qua la miniera scendeva fino a 622 metri ed era larga qualche chilometro, cioè c'era una vera e propria città sotterranea dove i minatori lavoravano in condizioni spesso proibitive, perché sottoterra si raggiungeva una temperatura di circa 40-42 gradi e c'erano costanti pericoli sia
sia per quanto riguarda i crolli, sia per quanto riguarda le alluvioni che ci potevano essere. Bastava fare una galleria in un posto sbagliato e poteva entrare dell'acqua. Qua abbiamo il fiume Salso proprio a qualche decina di metri e le persone rischiavano di rimanere annegate, oppure il pericolo maggiore era il grisù. Il grisù che è una miscela di gas che spesso risultava esplosivo. Bastava una scintilla fatta da un piccone, da un mantello pneumatico per innescare un'esplosione vera e propria e quindi provocare il crollo della galleria stessa. Le 4